Lo sport, una palestra di vita. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma la storia di Giacomo Jack Sintini, talento indiscusso della pallavolo italiana, capace di sconfiggere il cancro e tornare a vincere in campo, ne è un'assoluta conferma. Oggi Sintini ha incontrato i ragazzi del liceo Brocchi e lo ha fatto parlando schietto e strappando loro anche qualche sorriso. Io facevo due cose quando avevo la vostra età, mi allenavo e studiavo, mi allenavo e studiavo. Intanto perché dovevo andare bene a scuola, perché i miei genitori erano stati molto chiari, se non vai bene a scuola non ti vai ad allenare, e io volevo andare ad allenarmi. Ovviamente ho fatto dei sacrifici, ragazzi, tanti. Tutte le ragazzine che avevo al liceo me le hanno portate via perché io non le frequentavo. Un'importante lezione di vita, quella di Jack Sintini, che i ragazzi hanno dimostrato di saper comprendere appieno. Con la sua esperienza ci ha dato anche una buona una fonte di ispirazione anche per tutte le cose che possono capitare, gli imprevisti durante la vita. Ci sta dicendo di non mollare qualunque cosa facciamo, non credere a chi si lamenta solo, ma di contribuire lottando fra di noi, lottando di squadra a vincere i nostri problemi. Sintini è arrivato al Brocchi in occasione delle giornate dello sport. Cosa faresti in questa settimana dello sport se ti dicessero ok, dai, scegli tu? Beh, allora alternerei conferenze, come è stato fatto, ad attività pratiche di sport.